È stato molto importante e significativa questa mattina a Refrontolo, presso la Casa dei Patrioti, ricordare a 80 anni di distanza quello che è avvenuto esattamente il 14 ottobre 1944, ossia la barbara uccisione dei 4 giovani partigiani della Brigata Piave, Luigi e Giuseppe Agosti, Claudio Dalbò e Gianni De Polo, 2 vittoriesi e 2 maranesi del nostro territorio, 4 giovani che, animati da grandi ideali, avevano deciso di scendere in campo e di lottare nelle brigate partigiane, nella Brigata Piave, per la libertà di questo territorio. Sono 4 giovani che sono figure di particolare rilievo, di grande respiro, e oggi in qualche modo nella commemorazione ufficiale, che è venuta alla presenza dei sindaci di Refrontolo, di Marino di Piave, di Vittorio Veneto e di tante delegazioni, compresa quella dell'Azione Cattolica, ho voluto in qualche modo mettere in luce il fattore della memoria, importantissimo, che non è mai venuto meno in questi 80 anni, proprio per ricordare il sacrificio di questi 4 giovani. Poi il tema proprio della pienezza di questi ideali, del valore di questa loro esperienza morale e civile, che a un certo punto li ha portati a decidere per l'entrata nelle truppe partigiane e al tempo stesso per dare fino all'estremo sacrificio di sé la propria vita, proprio nel senso di poter mettere in pratica quegli alti ideali di cui parlava Gianni De Polo nel libro di memorie che è stato raccolto, per pareggiare questi ideali e metterli in pratica. E poi c'è il grande tema della libertà. Loro si sono mossi proprio perché detestavano ogni forma di oppressione, di dittatura, di prevaricazione, e al tempo stesso questa loro presenza, questa loro mettersi dentro la vicenda partigiana, che poi è stata pagata con la vita, e in quel contesto è stata una missione, è stata una dedizione, è stato un qualcosa che arriva fino a noi, ed è il grande tema della libertà. Quindi davvero sono quei giovani ribelli per amore che hanno voluto dedicare la loro vita proprio per il grande ideale. Ora non sono più tra noi, ma il loro sacrificio, il loro esempio, la pienezza dei loro ideali, la loro testimonianza sicuramente è affidata a noi e alle nuove generazioni.